Il torrione di Porta Castello, uno dei più importanti monumenti della città, aveva aperto le sue segrete il 6 gennaio per un mese, accessibile per la prima volta nella storia al pubblico con delle visite guidate. Un evento per Vicenza che non avrebbe immaginato che solo 3 mesi più tardi quel pezzo di storia sarebbe diventato proprio dei vicentini, almeno per 30 anni. Ecco la firma che ha decretato oggi il passaggio di consegne con la nuda proprietà del torrione che va al comune. Proprietà del comune, ma con l'esatta volontà da parte del signor Coppola di aprirla, di renderla viva con una grande, importante, permanente mostra di arte contemporanea. Quindi quel torrione finalmente vivrà e sarà così un patrimonio della collettività. Sulla sommità della fortezza un panorama impareggiabile che sarà a disposizione di tutti quando questo luogo, grazie alla collaborazione a costo zero tra pubblico e privato, diventerà un museo di arte contemporanea, un luogo antico che si apre al pubblico per guardare al futuro.